Buongiorno, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Era in vacanza con la famiglia della fidanzatina Jacques, 14enne della Danimarca, disperso da ieri durante un tuffo nel mare di Eloro, vicino Noto. Continuano le ricerche. Aspetta 7 ore, viene dimessa dall'ospedale di Agrigento e poi muore. I familiari di una donna di 78 anni presentano denuncia. Troppe buche sulla strada, il parroco le ripara. L'iniziativa di Don Carmelo al borgo Santa Rita nel Nisseno per evitare disagi ai fedeli in visita. Va a rilento la raccolta dei rifiuti a Catania, l'impianto per la differenziata è quasi saturo, criticità in particolare nei quartieri di Picanello e Cibali. Tony Pitoni e Tommy Cash uniscono le loro visioni eccentriche e nasce il nuovo singolo L'Amor. Calcio, oggi pomeriggio Palermo in campo al Barbera contro il Cesena, rosanero più lontani dalla zona promozione diretta. Calcio Rospelliga, domani in tribuna al Massimino per il Toscano bis e la sfida contro il Potenza, ultima gara interna della stagione regolare, potrebbe regalare la certezza del secondo posto in vista dei play-off. Era in vacanza con la famiglia della sua fidanzata, il 14enne danese disperso in mare da ieri dopo un tuffo al largo di Noto. Continuano le ricerche. Per noi c'è Francesco Aloi. Abbiamo ultimato i tratti di mare al largo, dovremo battere un po' sotto costa e successivamente fare il rientro. L'elicottero è in volo. Da più di 24 ore si cerca Jack, 14 anni, danese. Era venuto in Sicilia per una vacanza con la fidanzata e la famiglia di lei, ma di lui non si hanno più tracce. La ricerca è difficile perché le condizioni del mare ieri erano abbastanza difficili in quanto c'era molta corrente, quindi si teme che il corpo possa essere stato trasportato molto a largo. Aveva fatto un tuffo qui, nella spiaggia di Eloro, a Noto, davanti all'hotel. Attratto dalle acque cristalline e dalla bella giornata, venerdì mattina si è voluto tuffare con la sua giovane ragazza, in un mare che però non conosceva. Il mare lungo la costa è mosso, ma questo non ferma le ricerche di vigili del fuoco e guardia costiera. Più il tempo passa, più purtroppo le speranze di ritrovare il giovane vivo diminuiscono. Nonostante tutto, le ricerche vanno avanti, in mare fino a 10 miglia dalla costa, con uno sguardo dall'alto. Tra soccorritori e turisti la speranza non manca, anche se trovarlo vivo diventa sempre più improbabile. 7 ore di attesa per essere visitata al pronto soccorso, poi le dimissioni e il rientro a casa dove le condizioni peggiorano fino alla morte. Ad Agrigento il decesso di una donna di 78 anni ora al centro di un'inchiesta della Procura. Davide Sardo. Un'attesa lunga, forse troppo lunga, e una morte che oggi solleva interrogativi pesanti sulla sanità. È il caso di una donna di 78 anni arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento con gravi problemi respiratori. Dopo 7 ore di attesa per essere sottoposta a controllo, viene finalmente visitata e dimessa. Ma una volta rientrata a casa le sue condizioni precipitano. Muore poche ore dopo. I figli parlano apertamente di possibile malasanità e presentano denuncia. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. Si indaga per capire se quella morte fosse inevitabile o se qualcosa nella gestione del caso non abbia funzionato. Sotto la lente degli inquirenti ci sono soprattutto 2 aspetti: i tempi di attesa al pronto soccorso e la carenza di personale. Un problema noto da tempo, con pazienti spesso costretti a restare ore nei corridoi prima di ricevere assistenza. Intanto è stata acquisita la cartella clinica e non si esclude l'autopsia. Un passaggio chiave per chiarire le cause del decesso. Resta il dolore di una famiglia e il peso della verità che ora la giustizia è chiamata ad accertare. E torniamo ad occuparci dello scandalo dei referti istologici all'Aspe di Trapani, con i ritardi che causarono fra l'altro la morte di un insegnante. È stata depositata adesso la perizia chiesta dalla Procura. Sapevano tutti e quanto emerge fra l'altro. Laura Spanò.
Sono 581 le pagine che i periti incaricati del GIP Massimo Corleo hanno depositato nell'ambito dell'incidente probatorio relativo allo scandalo dei 3.000 referti istologici rimasti non trattati. L'inchiesta vede 19 indagati tra medici, infermieri e tecnici dell'ASP, 8 invece le persone offese, tra cui l'ASP e l'assessorato regionale alla salute. Gli esperti hanno ricostruito i passaggi da fine 2023, quando ancora non pubblicamente ma certamente all'interno dell'azienda sanitaria di Trapani erano venuti fuori i ritardi causa poi di decessi come quelli della professoressa mazzarese Maria Cristina Gallo e di altri avvenuti in provincia di Trapani. Centinaia le pagine, le lettere, i verbali, le relazioni acquisite dai periti, dove è emerso, a parte le presunte responsabilità degli indagati, che in Sicilia non c'era azienda sanitaria che non sapesse dell'emergenza vissuta dall'ASP di Trapani. Chiamata in causa la direzione strategica all'epoca diretta da Salvatore Iacolino, ma anche il commissario e il direttore generale dell'ASP di Trapani, Vincenzo Spera, e Ferdinando Croce. Per i periti è impossibile che Spera non abbia riferito e che Croce non sapesse nulla. Uno scandalo che potrebbe non essere attribuibile al solo personale medico ospedaliero. Ieri l'udienza è servita solo a prendere atto del deposito della perizia, riprenderà invece i primi di maggio. Ci sono troppe buche nella strada, il parroco decide di rimboccarsi le maniche e di ripararle lui stesso. È l'iniziativa di Don Carmelo al borgo Santa Rita in provincia di Caltanissetta per evitare disagi ai fedeli. Rita Cinardi. A pochi chilometri da Caltanissetta, nel borgo Santa Rita, una strada piena di buche rende difficile ogni giorno l'accesso a residenti, fedeli e visitatori, un problema concreto per una comunità di appena una decina di abitanti, ma molto frequentata per i suoi prodotti genuini, dal pane alla ricotta, e per una vita di comunità che continua a richiamare persone anche da fuori. È in questo contesto che il parroco del borgo, dopo numerosi appelli alle istituzioni, ha deciso di intervenire personalmente riparando le numerose buche sulla strada. Una strada abbandonata a se stessa, difficilmente percorribile, con il rischio di rompere i mezzi o di sbandare percorrendo questo 2-3 chilometri, 3 chilometri e mezzo insomma, e poi concretamente però succedono tanti di quegli imprevisti con deviazioni, con rotture di automezzi e con una spesa enorme che queste persone devono affrontare nel riparare i loro mezzi. Una realtà fatta di tradizione e agricoltura, dove la messa viene celebrata in un capannone tra trattori e attrezzi agricoli. Le difficoltà di accesso però non riguardano soltanto chi partecipa alle funzioni religiose, ma anche le aziende della zona, che rischiano di essere penalizzate proprio dalle condizioni della viabilità. Più e più volte ho sollecitato le autorità comunali, ma purtroppo non ho avuto nessuna risposta. Recentemente una minima risposta è stata tappare qualche buco, però di fatti concretamente la strada rimane dissestata, impraticabile e rischiosa. Don Carmelo Carvello è consapevole dei rischi legati a un intervento su una strada comunale e della possibilità di incorrere in una multa, ma ha deciso comunque di andare avanti per dare una risposta concreta alla sua comunità. Torniamo a Catania, dove prosegue ma a rilento la raccolta dei rifiuti a causa della quasi saturazione dell'impianto per la frazione indifferenziata. Vediamo nel servizio di Tonino De Mana quali sono le principali criticità. Autocompattatori incolonnati ed in attesa di entrare nell'impianto di Coda Volpe, gestito da Sicula Trasporti, quasi saturo. L'indifferenziato che si accumula all'umido, la raccolta nell'otto centro che va in crisi, con il sindaco Trantino che intanto si cautela con l'impianto di Termini Merese. Ancora una volta Catania è ostaggio del fragile sistema dei rifiuti, un'emergenza senza fine per una città con la Tari più alta d'Italia e con la raccolta differenziata che non supera il 35%. Numeri impietosi che si sommano alle immancabili sacche di inciviltà. Basta poco per mandare tutto in tilt. Abbiamo avuto parecchi disagi in città, stiamo cercando di recuperare. Picanello è una delle zone con più difficoltà, anche Cibali. Speriamo che in 1 o 2 giorni di poter recuperare, che la situazione si normalizzi. Sacchetti di vari colori e grandezze invadono i marciapiedi di Picanello per una raccolta frenata e a macchie di leopardo per l'indisponibilità di autocompattatori, tutti fermi davanti ai cancelli della Sicula Trasporti che ospita l'impianto TMB, trattamento meccanico biologico. Sullo sfondo l'esigenza di un cambio di passo che tarda ad
arrivare, così come l'iter per i termovalorizzatori. La Regione ha cominciato l'iter, certamente la realizzazione di un termovalorizzatore ci consentirebbe di risparmiare nel conferimento, mentre oggi siamo obbligati a conferire alla Sicula Trasporti, che tra l'altro a sua volta trasferisce il rifiuto che noi conferiamo, e quindi il costo è enorme. Per la cronaca, fa sapere Gema, al momento nessun autocompattatore è stato inviato a Termini Imerese. Una rete per catturare la plastica che inquina i fiumi e poi arriva in mare. A Scicli, alla foce del fiume Erminio, è stata installata la barriera antirifiuti. Veronica Barbarino. Un mare pulito nasce da fiumi puliti. È da questo principio che anche Scicli si unisce alla lotta all'inquinamento da plastica, agendo direttamente dalla foce del fiume Erminio e proteggendo così le acque del mare di Playa Grande. Come? Con una barriera a griglie progettata per integrarsi in modo non invasivo con l'ambiente fluviale. Si colloca a circa 600 metri dalla foce del fiume Erminio. La barriera semplicemente galleggiando va ad acchiappare, intercettare i rifiuti in plastica e all'occorrenza, quando le correnti sono troppo forti, si sgancia in maniera automatica. Un sistema di videocamera ad energia solare monitorizza l'accumulo della plastica e all'occorrenza viene presa. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della legge Salvamare, che ha destinato alla Sicilia, prima regione in Italia, fondi per contrastare l'inquinamento dei corsi d'acqua. Scicli conferma così un percorso di politiche ambientali che ha portato ai riconoscimenti Plastic Free e Bandiera Blu. C'è un progetto che Scicli porta avanti nel rispetto dell'ambiente e soprattutto nella promozione di tutto ciò che riguarda la Bandiera Blu e Plastic Free, in quanto ci aiuterà ad ottenere i punteggi necessari per poterci riconfermare anche per gli altri anni ad avvenire. La provincia ragusana è prima in Sicilia per questa buona pratica di prevenzione e la barriera antiplastica sul fiume Erminio si colloca terza dopo le reti già in funzione sui fiumi di Rillo e Ippari, opere che si spera possano sensibilizzare alla cura dell'ambiente. E dopo il TG alle 14.30 va in onda la nuova puntata de Il Punto, condotta da Luca Ciliberti, che ci ha raggiunto in studio. So che vi occuperete della frana di Niscemi, così. Ci occuperemo della frana di Niscemi perché insomma è una settimana importante quella che sta per andare in archivio con un'inchiesta. Ci sono i primi indagati per questa frana di Niscemi, 30 anni di inefficienze, inadempienze, atti incompiuti. Cercheremo di capire cosa c'è dentro questa inchiesta, chi sono le persone coinvolte al di là dei nomi. Ci sono i quattro governatori, presidenti di regione, ma tra le 13, i primi 13 indagati, l'ho detto il procuratore Vella, quindi ascolteremo anche degli stralci di questa conferenza stampa e poi ci sono degli elementi che in qualche modo hanno lasciato alcuni dubbi. Sentiremo i protagonisti, qualcuno sarà anche con noi, qualcuno anche degli indagati eccellenti. Ci sarà per esempio il presidente Rosario Crocetta con noi, che ha voglia di parlare anche di questa vicenda. Che è uno degli indagati. L'ingegnere Tuccio D'Urso, che è un ex capo della protezione civile, che ha operato in quella parte di territorio nella prima fase, dopo la prima frana, e quindi conosce bene anche tutti gli interventi che si sarebbero dovuti fare. Poi ci sono i politici, ovviamente, perché la questione diventa anche politica. Questa è una settimana importante, così come importante la prossima settimana, perché cominceranno i primi processi agli indagati della Regione Siciliana, quindi è un momento di fibrillazione nella politica siciliana. Questa inchiesta, anche nei modi in cui è venuta fuori, diventa importante anche per questo tipo di lettura. Quindi grazie a Luca Ciliberti, l'appuntamento è dopo il TG alle 14.30 su Telecolo e domani la replica alle 14 su Antenna Sicilia. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. All'Oasi di Troina, in provincia di Enna, il via ai lavori per la realizzazione di una biobanca dedicata alle malattie neurologiche rare. Sentiamo Orazio Longo. Un'infrastruttura destinata a potenziare le attività di ricerca nel campo delle malattie rare del sistema nervoso. È stato firmato il contratto per la consegna e l'avvio dei lavori di una biobanca all'Oasi di Troina, nell'Ennese. L'intervento rientra nel progetto Pharma Hub per il riposizionamento di farmaci nelle malattie rare del sistema nervoso in età pediatrica.
Ma ovviamente il nostro IRCS si concentrerà anche sulla parte relativa alle malattie rare nei disturbi neurocognitivi, quindi negli adulti e negli anziani, per far sì che questo possa essere un altro investimento importante messo al servizio di tutte le persone con malattie rare, non soltanto nella nostra regione in Sicilia, ma anche in rete con gli altri IRCS. La realizzazione dell'opera prevede un investimento complessivo superiore ai 2 milioni di euro e tempi di esecuzione stimati in meno di un anno. La struttura sorgerà in Contrada San Michele, accanto al complesso della cittadella dell'Oasi. La biobanca consentirà la raccolta, il processamento e la conservazione di campioni biologici come sangue, DNA e altri materiali integrati con dati clinici e neuropsicologici, creando una risorsa per lo sviluppo di studi avanzati. L'obiettivo è favorire una ricerca orientata alla comprensione dei meccanismi che stanno alla base delle patologie del neurosviluppo, tra cui disturbi dello spettro autistico e epilessie, e all'individuazione di nuove strategie terapeutiche anche attraverso il riposizionamento di farmaci. Tony Pitoni, l'artista siciliano diventato un fenomeno, lancia il suo nuovo singolo e lo fa in coppia con un altro personaggio eccentrico e sopra le righe, Tommy Cash. Vediamo che cosa è venuto fuori da questo duetto con Eva Spampinato. Tony Pitoni colpisce ancora e lo fa, come al solito, a modo suo. L'artista siciliano, dichiaratamente outsider del mondo della musica, è riuscito a diventare in poco tempo, ma con tanta gavetta alle spalle, un'icona pop, tanto da mandare sold out tutti i suoi concerti e ad essere inserito come unico cantante italiano atteso per l'edizione 2026 di settembre degli High Days di Milano. Dopo il successo del duetto sanremese con Dito nella piaga, adesso ha trovato il compagno perfetto per un brano totalmente fuori dagli schemi. Tommy Cash, celebre rapper estone, grande protagonista dello scorso Eurovision con la sua Espresso Macchiato. Che noia, che barba, che noia. Tony Pitoni e Tommy Cash uniscono le loro visioni eccentriche in L'Amour, tra sonorità dance ed estetica da videogioco. Sai l'amore, Tommaso insegnami ad amar l'amore, dimmi così. Il loro incontro artistico diventa un'esperienza pop totale, ironica e fuori controllo. Al centro del brano c'è una domanda irrisolta: cosa significa davvero amare? L'amore non dà risposte, ma racconta un sentimento confuso e sfuggente. Sopra il pelo quando apri il portafoglio. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con la pagina sportiva, tra l'altro il Palermo tra poco in campo contro il Cesena. Siamo al calcio, tra poco alle 17:15 il Palermo in campo al Barbera contro il Cesena, rosanero che dopo la vittoria di ieri del Monza a Genova si allontanano ancora di più dalla zona promozione diretta. Sentiamo Marco Gullà. La vittoria del Monza di ieri a Marassi contro la Sampdoria spegne ulteriormente le speranze di promozione diretta del Palermo, che già da oggi contro il Cesena al Barbera deve iniziare a pensare concretamente che l'unica strada per arrivare in Serie A passa dai playoff. Il secondo posto dista ora 7 punti in attesa della sfida che i siciliani giocheranno oggi contro i romagnoli. Noi dobbiamo proseguire il nostro percorso senza farci troppe domande o darci troppe risposte. Noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo ultimamente. Io sono molto contento, orgoglioso dei miei ragazzi, lo sono i nostri tifosi, la risposta è incredibile. Se penso alla gente che ci sarà domani o a quello che i nostri tifosi hanno fatto l'altra sera alle 4 di notte, è qualcosa che mi porto nel cuore e mi auguro che ci dia quella spinta in più per continuare a fare quello che è stato intrapreso 22 partite fa. Sul fronte infortuni Inzaghi ha fatto il punto della situazione, Joronen non è ancora al meglio e tra i pali giocherà Gomis. Dalla prossima settimana dovrebbero tornare a disposizione sia Jonsen sia il portiere finlandese. Oggi contro il Cesena alle 17:15 in avanti toccherà Palumbo, Leduaron e poi Giampaolo. A centrocampo potrebbe toccare ancora Rui Modesto con Pierozzi arretrato in difesa. Non ci sono partite facili, il Cesena sì è vero ha cambiato allenatore ma è nei playoff, ha giocatori che se non affrontiamo la partita nel modo giusto ci può impensierire molto, però dopo sono anche altresì convinto che come sempre tutto nelle nostre mani.
Domani al Massimino, ultima sfida interna della stagione regolare per il Catania davanti a Pelligra, che sarà presente allo stadio. Toscano torna in panchina dopo essere stato richiamato in settimana dalla dirigenza. Sentiamo Marco Carli. Serve voltare pagina in una partita in cui il Catania sulla carta è favorito. Il rendimento esterno del Potenza, 36 gol subiti, solo 13 punti, che per di più ha vissuto ancora una settimana di festeggiamenti dopo la Coppa Italia che spalanca le porte della fase nazionale dei playoff. Tutti questi dati, insieme alla voglia di rivalsa dei rossazzurri, dovrebbero indurre a pensare che possa essere l'occasione giusta davanti a Pelligra perché il Catania possa blindare il secondo posto. La squadra di Giorgio ha comunque principi solidi. La vittoria in Coppa ne è una dimostrazione evidente. I principi che, dopo 2 sconfitte consecutive, deve riacquisire il Catania, che torna alla difesa 3 e ai dettami conosciuti di Toscano. La settimana è stata vissuta fra chiarimenti e rivoluzioni in panchina e nella dirigenza, con l'allontanamento di Viali e Pastore. Ora Toscano dovrà ricompattare il gruppo e preparare al meglio i play-off, per i quali saranno disponibili anche Rolfini e Casasola, assenti col Potenza. Il secondo sarà sostituito da Raimo, favorito su D'Ausilio, mentre Toscano torna ovviamente alla difesa 3, alla mediana con i 2 esterni, a sinistra torna Donnarumma, rientra Jimenez, ballottaggio Cicerelli, Bruzzaniti, in attacco nel ruolo di prima punta si candida anche Forte. Catania-Potenza sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, collegamento a partire dalle 20, poi a fine gara le interviste al tecnico rossazzurro e ai protagonisti in campo. E domani Siracusa in campo per l'ultima partita al De Simone. Nonostante le difficoltà, il tecnico Turati promette il massimo impegno. Ci colleghiamo in diretta con Marco Petrolito. Buon pomeriggio, sì, da Siracusa. Si registra una spaccatura che sembra davvero ormai insanabile tra la squadra azzurra e la proprietà dopo i mancati pagamenti degli stipendi dei mesi di gennaio e di febbraio. Lo staff e il gruppo squadra hanno attaccato pesantemente con toni molto duri il presidente Ricci, parlando di una gestione inaccettabile, di una situazione divenuta insostenibile, e a tal riguardo è arrivato anche il sostegno del sindaco Italia e dei tifosi, che hanno lanciato una raccolta di firme per chiedere la cessione immediata del club. Questo, come dicevi, si registra alla vigilia del delicatissimo match in programma domani sera con la Cavese, l'ultimo casalingo di questa stagione, in relazione a cui proprio il tecnico Turati poco fa in conferenza stampa ha preferito glissare sull'argomento societario per mantenere alta la concentrazione della squadra. Sentiamole anzi le parole del tecnico degli Eretusei. Non guarderemo a nulla di quello che è successo nelle ultime settimane, non guarderemo gli infortuni, non guarderemo le squalifiche, non guarderemo nulla. Vogliamo solo caricare De Simone di adrenalina. Sarebbe un sonno vedere gente domani, perché tutte le dimostrazioni da tempo che ci hanno dato nelle ultime settimane sono state un qualcosa di veramente magnifico. Oltre a niente difficoltà ci sono state, ci riconoscono quel qualcosa che abbiamo cercato di comunque sia dare, trasmettere, e sicuramente faremo, come dicevo anche poco fa, il possibile per rendere felici noi. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio adesso al nostro approfondimento Il Punto, condotto da Luca Ciliberti. Grazie per averci seguito e a tutti un buon pomeriggio.